killer, 3 decessi nella Marca in poche ore, 2 le vittime oggi in bicicletta, un 55enne di Treviso ed un 83enne di Zero Branco e ieri anziana stroncata nella casa rovente. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco da Treviso e Venezia al lavoro in A14 nell'inferno di Bologna, nell'esplosione di una cisterna, almeno 3 morti, 70 feriti, si cercano dispersi. Auto esce di strada e finisce in una scarpata sull'altopiano di Asiago, 40enne di Crespano, fratello della sindaca, muore, la compagna ferita solo dopo ore riesce a risalire a chiedere aiuto. Paura per una famiglia trevigiana in vacanza in Indonesia devastata dal sisma, qui crolla tutto, ha raccontato Giovanni Simeoni alla sorella Laura. Si è spento dopo una settimana d'agonia il 41enne di Sernaglia della Battaglia, travolto mentre brandiva una scopa per protestare contro le moto che correvano a tutta velocità davanti a casa. A Cimagrappa ieri la tradizionale cerimonia di inizio agosto per commemorare i caduti, appuntamento denso di significato non solo per il centenario della Grande Guerra, ma anche perché si è tornati a parlare di autonomia. 2000 persone sabato sera a Villa Emo a Fanzolo di Vedelago per festeggiare i 10 anni dei Los Masadores. La band è diventata famosa dopo la canzone per la tromba d'aria di Vallà. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri TG. In primo piano il caldo killer, 2 le vittime oggi in bicicletta nella mattinata, un 55enne di Treviso ed un 83enne di Zero Branco. Il primo, Paolo Bersan, rappresentante di macchinari sanitari, attivista del Movimento 5 Stelle, è stato ritrovato senza vita lungo il Sile a Casale. 9 di questa mattina il post su Facebook per annunciare la pedalata di 14 chilometri. Lo hanno trovato poi riverso a terra dopo mezzogiorno accanto alla sua bici, alcuni passanti e ai paramedici del SUEM non è rimasto altro da fare che confermare il decesso. Un malore, forse legato al caldo, ha stroncato lungo la Restera, Lughignano di Casale sul Sile, un ciclista di 55 anni di Treviso, Paolo Bersan. Poco dopo le 10 di questa mattina in via San Zuane a Scandolara di Zero Branco era toccato invece a un anziano di 83 anni. Un nostro compaesano, Gino Schiavon, probabilmente, perché noi non siamo medici, probabilmente ha avuto un malore, si è appoggiato qui e si è rovesciato nel fosso con la bicicletta. Non è annegato perché nel fosso c'è anche poca acqua e comunque aveva un po' parte del corpo e la testa sulla sponda, quindi non è morto annegato e quindi si può dedurre che sia stato un malore. Come spiega il sindaco Mirko Festona, a cui è spettato il riconoscimento del corpo, nel fossato a bordo strada qualcuno nota il corpo di un pensionato di 83 anni del posto, Gino Schiavon. Rientrava in paese dove abitava dopo essere andato a far compere al mercato di Badoere. Un altro elemento fa pensare anche in questo caso al malore. Il particolare è che ha staccato la borsetta dal manubrio e l'ha appoggiata per terra e poi lui e bicicletta sono rotolati dentro, insomma. Quindi vuol dire che voleva fermarsi, ecco. Sotto accusa il caldo che già alle 10 del mattino si faceva prepotentemente sentire. Io ricordo 2 o 3 anni fa un caldo analogo, forse un po' meno, il municipio si apre sempre, c'è aria condizionata, il Villa Guidini, il centro anziani, soprattutto è prendere consapevolezza che il caldo quando è troppo è troppo. Ed il caldo sembra essere anche la causa della morte di una 91enne di Treviso stroncata nell'appartamento bollente da un malore. E l'appello del sindaco agli anziani trevigiani: state in casa e se non avete l'aria condizionata usufruite dei servizi gratuiti dell'ISRA. Trovata morta in casa, stroncata con ogni probabilità dal caldo insopportabile di queste ore, l'ennesima vittima dell'afa di queste giornate bollenti è un'anziana di 91 anni residente in un alloggio popolare di Borgomestre a Treviso. A dare l'allarme ieri pomeriggio alcuni parenti, i vigili del fuoco hanno aperto la porta dell'abitazione. Per l'anziana non c'era più nulla da fare, era morta da almeno 24 ore. Negli ultimi giorni era particolarmente affaticata proprio per il caldo e nelle ultime ore sono state decine le chiamate al 118 per malori legati alle alte temperature. Il comune di Treviso con l'ULS ricorda che per gli anziani sono a disposizione i locali climatizzati dell'ISRA dove chi è solo o in difficoltà in queste giornate bollenti può trascorrere le ore al fresco. I locali si trovano nelle case di riposo Zalivani, nella casa albergo di Viale Terza Armata, a Santa Bona e al Menegazzi sulla Noalese.
Sono dei punti di ristoro e dove si possono passare le giornate serenamente al fresco, quindi in questi giorni approfittiamo di questo servizio che ISRA offre e non facciamoci alcun tipo di problema, queste strutture sono pronte ad accogliere tutti. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco da Treviso e Venezia sono al lavoro lungo l'autostrada 14 nell'inferno di Bologna. È esplosa oggi pomeriggio una cisterna, almeno 3 i morti, una settantina i feriti, si cercano anche dispersi con speciali unità. Sentiamo. L'esplosione ripresa da un automobilista fermo nella corsia di emergenza fa intuire l'entità del dramma che ha coinvolto centinaia di persone a Bologna, dove a seguito dell'incidente sulla A14 è avvenuta pochi attimi dopo un'enorme esplosione che ha causato il crollo di un viadotto. Pesantissimo il bilancio di vittime e feriti. Dalle notizie che abbiamo pare che ci sia stato un incidente tra uno scontro tra un'autocisterna che conteneva sostanza infiammabile, diverse migliaia di litri, e una bisarca. Questo ha determinato prima un primo incendio e poi una deflagrazione. Questa deflagrazione ha causato una serie di eventi a catena, tra cui lo scoppio di alcuni vetri che ha determinato anche molti feriti. È rimasto coinvolto un concessionario, un fabbricato nelle vicinanze. Allo Stato abbiamo notizia di 3 morti e oltre 60 feriti, ma non escludiamo che purtroppo questo possa essere solo un dato parziale. Pronti ad intervenire sul posto per coadiuvare l'emergenza, unità dei Vigili del Fuoco di Venezia e Treviso per la ricerca dei dispersi. Siamo stati attivati circa un'ora fa per inviare una nostra sezione operativa sull'incidente di Bologna, e quindi 9 unità con 4 mezzi sono partiti qui da Treviso su Bologna. Nella configurazione cosiddetta per interventi per terremoto, perché gli interventi che andremo a fare sono relativi al crollo dell'impalcato. Ecco, oltre all'incendio lì a Bologna è crollato una porzione dell'impalcato autostradale, di un ponte autostradale, per cui si sospetta che ci possano essere delle persone sotto, e quindi sono partite squadre specializzate nella ricerca persone. E tragedia nella notte sull'altopiano di Asiago, un 40enne di Crespano, fratello della sindaca, muore nell'auto precipitata in una scarpata. La compagna, ferita solo dopo ore, è riuscita a risalire e a chiedere aiuto. Sentiamo. Tragedia nella notte a Lusiana, ancora strade tinte di sangue, una fuoriuscita autonoma di strada è costata la vita a Lorenzo Rampin, 39enne di Crespano, fratello della sindaca del comune trevigiano Annalisa Rampin. L'uomo era seduto sul sedile del passeggero a fianco della compagna, 37 anni, di Lusiana, al volante della sua Mercedes classe A. La coppia procedeva lungo l'SP 89 in località Vitarolo che conduce a Conco. Erano le 2 quando l'auto ha sbandato, la conducente ha perso il controllo del mezzo che ha sfondato il guardrail ed è precipitato nella scarpata facendo un volo di 20 metri. I 2 sono rimasti incastrati nell'abitacolo, per ore nessuno si è accorto di nulla. Solo all'alba la 37enne, ferita ma non in modo grave, è riuscita a risalire il pendio ripido, fitto di vegetazione, per raggiungere la strada e chiedere aiuto. Purtroppo quando l'ambulanza è giunta sul posto, per Lorenzo Rampin non c'era più nulla da fare, troppo tardi l'allarme. La Mercedes è stata recuperata solo nella tarda mattinata dai pompieri, intervenuti con l'ausilio di un'autogru arrivata da Treviso. I carabinieri stanno svolgendo le indagini per ricostruire la dinamica del drammatico sinistro, e intanto la notizia ha raggiunto in un baleno la comunità di Crespano, dove il 39enne viveva e lavorava. Era conosciuto da tutti, seppur molto riservato, una comunità distrutta dal dolore che si stringe attorno alla sua sindaca, sorella del 39enne, e alla mamma. E si è spento dopo una settimana di agonia il 41enne di Sernaglia della Battaglia, travolto mentre brandiva una scopa per protestare contro le moto che correvano a tutta velocità sulla strada davanti alla sua abitazione.
Non ce l'ha fatta, è morto dopo 8 giorni d'agonia Ugo Sterlacci, 41 anni, ex meccanico di Sernaglia della Battaglia, travolto sabato 28 luglio da una moto davanti alla sua abitazione in via Farra. Fin dal primo momento le sue condizioni erano apparse gravissime. Ieri, purtroppo, Sterlacci si è spento all'ospedale Cafoncello. Un incidente assurdo quanto forse annunciato in una strada più volte al centro delle proteste dei residenti proprio per la sua pericolosità e per il passaggio continuo di moto a tutta velocità. Quel pomeriggio Sterlacci è stato travolto da una motocicletta che era stata vista passare più volte ad alta velocità lungo la strada, tanto da far andare su tutte le furie il 41enne uscito di casa brandendo una scopa, un'uscita repentina con il motociclista che non è riuscito ad evitare l'impatto. Io ero in camera che stavo riposando e l'ho sentito, l'ho appena fatto dire a mia moglie, questo qua prima o poi si è schianta, non l'avessi neanche detto. La volta successiva che le è venuto in giù, che le è ripassato in giù, ho sentito la frenata perché è ripetuto qua. La moglie del 41enne proprio pochi minuti prima aveva postato su Facebook tutta la rabbia dei residenti di una strada scambiata troppo spesso per una pista e che ora piange una vittima. Ed è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Treviso un 31enne di Volpago, rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente che si è verificato sabato notte. L'uomo stava tornando a casa in sella al suo scooter quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. Subito soccorso, è stato trasportato a Treviso. Paura per una famiglia trevigiana in vacanza in Indonesia, vicino alla zona dell'epicentro del sisma. Qui è crollato tutto, ha raccontato Giovanni Simeoni alla sorella Laura, che abbiamo raggiunto al telefono. La terra che trema, i crolli, la paura, il disorientamento. Tra le migliaia di turisti stranieri in vacanza in Indonesia, nella zona di Lombok, c'è anche la famiglia del geometra trevigiano Giovanni Simeoni, 55 anni, in vacanza alle isole Gili, tra Bali e Lombok, con la moglie Mara Pivato e i 2 figli. Pochi contatti anche con i familiari in Italia. La sorella Laura, giornalista trevigiana, racconta così quanto riferito da Giovanni. Erano le 8:15 lì da loro e da noi le 2 del pomeriggio. Io presumo che stessero cenando fuori, almeno spero che fossero fuori, perché altrimenti sarebbero stati coinvolti dai crolli, perché a un certo punto lui mi ha scritto qui è crollato tutto. Una drammatica fuga dall'albergo, con i locali che hanno fatto salire tutti in collina per la paura di tsunami, poi il ritorno verso la spiaggia. La cosa positiva è che è riuscito ad arrivare all'isola di Bali dall'isoletta di Gili, che è una piccolissima isoletta sopra il Borneo, quindi avevano 1 ora e mezza di barca. Sono riusciti a fare e soprattutto sono riusciti a salire sulla barca, perché in rete abbiamo visto scene abbastanza difficili, diciamo così, perché ovviamente tutti cercano di mettersi in salvo. Allora loro sono riusciti ad arrivare tutti e 4, quindi con la moglie e i 2 figli, all'isola di Bali. Adesso è all'ospedale perché nel trambusto, non sappiamo come e che cosa, comunque si è ferito alla testa. I familiari si stanno muovendo in tutte le direzioni per riportare i loro cari a casa. Hanno già preso contatti con l'agenzia di viaggi, il governatore Luca Zaia e la Farnesina. Il Ministero per il momento ha deciso di non, o almeno non si sa se avvii dei voli specifici per portarli a casa. E loro sono un po' in balia perché lì non ci sono soccorsi, non sono stati soccorsi da nessuno se non dall'agente del posto in maniera molto artigianale. Ma hanno 2 cose prese all'ultimo momento, canottiera e poco altro, e sono lì che nel caos, ecco, la parola giusta è caos. Andiamo ora a Montebelluna, ennesimo episodio di violenza, un violentissimo regolamento di conti tra magrebini scatena la rabbia dei residenti e dei fruitori del parco Manin. Scene da Far West sabato sera a Montebelluna, tra il parco Manin e la stazione ferroviaria. Complice il caldo e forse una buona dose di alcol, 2 cittadini nordafricani di 28 e 20 anni si sono affrontati a calci, pugni e bottigliate. Entrambi sono stati medicati dal SUAME 118. In sala operatoria ai 2 feriti il personale medico ha dovuto apporre 50 punti di sutura per colpa delle ferite riportate dai cocci delle bottiglie.
un regolamento di conti che innesca la rabbia fra i cittadini in relazione alla sicurezza al Parco Manin, il polmone verde di Montebelluna. Le mamme che portano i bambini nell'area verde sono preoccupate. I cocci delle bottiglie rotte spesso si trovano nel prato dove giocano i loro figli, anche se nel parco è vietato bere bevande alcoliche. Il parco ci sono delle ore che è una distruzione. Perché? Perché arrivano, si riuniscono e dopo con le birra incominciano a bere e viene fuori una gran baruffa. Così. E poi gira droga? Sì, gira ogni tanto qualcosa. Sono in molti a pensare che oltre alle telecamere servirebbero più controlli anche di notte. Un episodio, quest'ultimo, che si va a sommare all'aggressione del giorno prima ad un titolare di un ristorante di fronte al parco, pestato e rapinato da un gruppo di stranieri frequentatori del parco, sorpresi a rubare 2 bottiglie di champagne. Per l'amministrazione comunale la misura è colma. Queste aree sono poco controllabili, soprattutto nelle ore notturne, di qui l'esigenza di avere dei pattugliamenti efficaci. E io devo ringraziare i carabinieri perché hanno arrestato 2 spacciatori, hanno bloccato dei minorenni che facevano piccoli furti e hanno preso gli autori degli episodi che abbiamo appena citato. Negli ultimi mesi abbiamo convenuto sulla necessità di dare un giro di vite sia presso la stazione dei treni sia all'interno del parco nelle ore notturne ed è per questo che abbiamo dato le chiavi del parco ai carabinieri che adesso possono entrare a qualsiasi ora di notte per cercare di individuare gli autori di comportamenti poco civili. Restiamo a Montebelluna dove un operaio è stato arrestato per atti persecutori nei confronti dell'ex moglie. Sentite che cosa è arrivato a fare. Non ha esitato a seguire l'ex moglie fin dentro la sala d'aspetto della caserma dei carabinieri dove la donna si era rifugiata con la figlioletta e la sorella e lì i militari dell'Arma lo hanno arrestato. È finito in cella questa volta un operaio di origini albanesi di 38 anni denunciato più volte dall'ex compagna, una 35enne residente in centro a Montebelluna. I 2 avevano iniziato ad avere problemi nel 2015 quando il marito era diventato aggressivo. Avevano divorziato ma lui non aveva smesso di perseguitarla, pedinamenti, appostamenti nei pressi delle abitazioni, minacce e botte per i quali puntualmente la donna presentava denuncia. Ieri all'ora di pranzo è uscita a fare la spesa. Vista l'insistenza dell'uomo nel seguirla, ha chiesto aiuto ai carabinieri che, visto l'atteggiamento del 38enne, lo hanno arrestato per atti persecutori e condotto in carcere a Treviso. Sedie e tavolini rovesciati se la sono presi con uno dei luoghi frequentati dagli anziani del quartiere i vandali che l'altra notte hanno colpito in via Ronchese a Santabona. L'episodio è stato denunciato alla polizia locale. Enrico Renosto, capolista di quartieri al centro, chiede al sindaco di posizionare una telecamera in vista della prossima stagione scolastica, visti i numerosi istituti presenti che richiamano centinaia di studenti ogni mattina alla fermata di via Ronchese in modo da monitorare anche la sicurezza degli stessi ragazzi. Ed ora la pubblicità, a tra poco. Domenica. E rieccoci in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Andiamo ora a Cimagrappa. Ieri la tradizionale cerimonia di inizio agosto alla presenza delle delegazioni delle terre d'origine dei caduti. Un appuntamento denso di significato non solo per l'anniversario della fine della Grande Guerra, ma anche perché si è tornati a parlare di autonomia. Da Cimagrappa il Veneto e il suo governatore Luca Zaia tornano a ribadire l'importanza dell'autonomia, luoghi simbolo del riscatto e per omaggiare i 23.000 caduti, i cui resti sono custoditi nel sacrario, modo migliore non c'è, ha detto Zaia, che ottenere la piena autonomia, un percorso in cui, come nella salita al Grappa, sa di avere al proprio fianco il ministro per gli affari regionali Erika Stefani.
Nel 1948 si è approvata la Costituzione repubblicana e Einaudi nel presentarla diceva ad ognuno dovremmo dare l'autonomia che si spetta. Questa autonomia noi la chiediamo come veneti e ormai il processo è ben avviato e abbiamo speranza di chiudere questa partita entro fine anno. Ora, l'autonomia non è solo una questione economica, da alcuni è accusata anche di essere quasi una forma egoistica, invece è tutt'altro. E il fatto stesso che siano pervenute le richieste di autonomia da parte di tutta l'Italia, quindi non è solo una questione delle regioni del nord, ma è condivisa da tutti, perché autonomia non è solo una questione, ripeto, finanziaria, ma è che ogni regione deve sapere e vuole valorizzare le proprie capacità. Cerimonia simbolo nei 100 anni dalla fine della Grande Guerra, italiani e austriaci insieme per ribadire la pace tra popoli che hanno sofferto troppo e imparato sulla pelle propria e dei loro territori il valore della pace. Perché la memoria resti viva, anche i luoghi deputati a tramandarla vanno conservati. Da qui l'appello del Comune di Crespano allo sblocco dei 6 milioni di euro destinati al Sacrario, che già dovevano essere disponibili per promuovere le celebrazioni del centenario. Come accade spesso, le opere arrivano dopo la fine dei grandi eventi. Comunque l'importante è che Cimagrappa sia recuperato, i soldi ci sono e arriveranno anche le opere. Sono partiti questa mattina dallo stadio di Monigo gli oltre 800 ragazzi che partecipano al pellegrinaggio della diocesi di Treviso in preparazione all'incontro con Papa Francesco. Maglietta gialla d'ordinanza, zaino, scarpe comode, poi tanta voglia di stare insieme e condividere momenti di fede. Sveglia all'alba e via. È iniziato stamane il pellegrinaggio di 816 ragazzi della diocesi di Treviso, accompagnati da una sessantina di volontari, in preparazione dell'incontro con Papa Francesco a Roma l'11 e 12 agosto. Prima tappa per i ragazzi trevigiani Aquileia, da dove stasera raggiungeranno in 4 gruppi altrettante sedi della diocesi a San Donato, Milano, Castelfranco e San Zenone. Da lì domani mattina i ragazzi cominceranno il loro cammino a piedi per raggiungere venerdì in serata la cattedrale di Treviso, dove il nostro vescovo ci aspetterà per darci l'avvio e l'invio per l'incontro che avremo sabato e domenica con Papa Francesco. A Roma saranno tra i 50 e i 60.000 i ragazzi che parteciperanno all'incontro con il Papa, un incontro al quale si saranno preparati attraverso questo viaggio, un cammino fianco a fianco, un momento di riflessione, di confronto, che vuole anche lanciare una sfida. Il cammino fisico come metafora del cammino di ogni persona che cresce, che vuole vivere la sua vita in pienezza e non lasciarsi così trasportare o adagiare da quello che è semplicemente gli aspetti più banali, più scontati o comodi dell'esistenza. Ci metteremo in cammino, una settimana probabilmente calda per quanto riguarda le temperature, ma siamo certi che questa sfida che questi giovani hanno raccolto davvero sarà vinta. E con il prossimo servizio la festa dei 10 anni dei Los Massadores, sabato sera a Vilemo, Fanzolo di Vedelago. Obiettivo: raccogliere fondi per un progetto che avvicina la musica ai disabili. Sentiamo. Italia, con ospite d'onore il tenore Francesco Grollo, ha aperto la grande festa dei 10 anni dei Los Massadores, il gruppo musicale originario di Riese Pio X, insignito nel 2011 del titolo Trevigiani dell'anno. Villa Emo presa d'assedio da centinaia di appassionati della band, famosa per le buffe parodie e le satire su basi di brani di fama internazionale. Tanti ospiti e amici sul palco, loro rigorosamente di rosa vestiti, e noi siamo riusciti ad avvicinarli nel camerino mentre si stavano preparando. Che messaggio lanciate tutta quella gente là fuori? Ma lo dice il nome stesso, 10 anni di deficienza, quindi noi cercheremo di trasmettere la nostra deficienza. Chiaramente siamo cresciuti, 10 anni siamo più maturi,
quindi la nostra deficienza è maturata. Quindi siamo dei deficienti maturi. Sono d'accordo, sì. Folli simpatici, sempre con un occhio di riguardo alla solidarietà. Il loro motto potrebbe essere: vivi con gioia la vita e tendi sempre la mano al prossimo. La conferma la festa di 10 anni d'attività, come ci conferma il sindaco di Riese, Matteo Guidolin, voce del gruppo. Ci sarà un momento con il testimonial Francesco Grollo per un progetto che si chiama Musica per il Sociale, per spingere sempre più per rendere più fruibile la musica e l'arte per le persone portatrici di handicap. C'è chi conosce tutte le canzoni a memoria, chi balla scatenato, ma soprattutto su tutti i volti un gran sorriso contagioso. Ti fanno passare un po' tutti i pensieri ed è un divertimento venirli a vedere. Una serata, si dimentica, si ride, si scherza, si sta bene. Adoriamo i Los Matadores, compresa la sposa, e quindi siamo venuti a festeggiare, era il giusto modo per festeggiare il suo addio nubilato. Sono simpatici, ti fanno divertire e poi sono soprattutto semplici, quindi ci si può divertire, insomma, ballando, cantando con loro, ecco. Un'altra giornata di caldo intenso, quella di oggi, ne abbiamo parlato in apertura del nostro telegiornale. Pur permanendo una situazione sostanzialmente anticiclonica, la presenza di aria molto calda e molto umida sul Veneto e un leggero raffreddamento in quota possono favorire l'instabilità soprattutto sulle zone montane e pedemontane, con rovesci che occasionalmente potrebbero essere anche di forte intensità. Per questo il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha diramato lo stato d'attenzione per possibili criticità idrogeologiche fino alle 9 di mercoledì 8 agosto anche per il bacino idrografico dell'Alto Piave e del Piave pedemontano, oltre a quelli nel Veronese, dell'Alpone, dell'Adige Garda e dei Monti Lessini. Ed era questa l'ultima notizia, vi lascio come sempre nel dettaglio le previsioni del tempo per la giornata di domani. Una buona serata, arrivederci. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero. Ben ritrovati al meteo. Alta pressione e dunque bel tempo su tutto il nostro territorio. Ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento, sarà dunque una splendida giornata all'insegna del sole su tutti i settori. Al pomeriggio tuttavia non si esclude qualche breve acquazzone di calore sui rilievi del Bellunese. Cielo sereno invece altrove. Temperature molto calde con minime tra 20 e 23 gradi. Valori massimi compresi invece tra 31 e 36 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli, Venezia Giulia. Poche novità, situazione molto simile con qualche pioggia al pomeriggio solamente sui rilievi alpini. Ampio soleggiamento invece altrove, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 22 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 32 e 35 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, con tanto sole al mattino e con accesa instabilità invece a partire dal pomeriggio, con qualche temporale possibile sui settori alpini di confine, localmente anche di moderata intensità. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 20 gradi, le massime invece saranno comprese tra 33 e 36 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci! General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero.